Siamo sempre con la guardia alta, c'è attenzione, c'è un piano di sanità pubblica che abbiamo fatto in tempi non sospetti. Vi ricordate quando dicevo quest'estate schiereremo l'artiglieria pesante? Abbiamo coscienza che, come è accaduto in altri paesi, penso a Israele, penso alla Corea, penso a Singapore, penso a Wuhan, alla provincia di Hubei in Cina, che questa è la fase della convivenza con il virus. Il 95% del virus in questo momento dà positività asintomatica. Cioè vuol dire che abbiamo dei cittadini che sono positivi, si negativizzano senza neanche avere un colpo di uno starnuto o del raffreddore. Siamo stati i primi e lo siamo tutt'oggi per tamponi, per i test rapidi. Ricordo che i test rapidi si sono utilizzati per primi in Italia proprio qui in Veneto. E dall'altro c'è da dire che siamo stati coloro che hanno proposto il tampone rapido, che oggi in realtà a livello nazionale ma anche internazionale, visto e considerato che ormai circa 10-11 multinazionali propongono il tampone rapido, che ormai ha raggiunto costi dai 20 euro iniziali, siamo arrivati a 4,50 euro.